Cancellata in manovra di bilancio da parte della Commissione Bilancio del Senato l'emendamento del Partito Democratico a sostegno dei lavoratori portuali. Fatto gravissimo, commenta il parlamentare Dem veneziano Nicola Pellicani. L'emendamento riprendeva un impegno formale assunto dal governo alla Camera nel novembre scorso, un impegno ribadito solo pochi giorni fa in Senato nel corso della discussione sulla stessa legge di bilancio. Non è pensabile un comportamento del genere, soprattutto in relazione all'importanza della misura. Misura che avrebbe permesso a centinaia delle migliaia dei lavoratori portuali di Venezia occupati in attività riconosciute come usuranti, quali il lavoro in banchina, di andare in pensione, specifica sempre Pellicani. Si tratta di una categoria già duramente colpita dagli effetti della crisi determinata dal Covid e su questa norma non è possibile indietreggiare. Per questo il Partito Democratico riproporrà già nel decreto mille proroghe, in discussione a brevissimo, l'introduzione della norma. Decreto mille proroghe che arriverà alla Camera certamente dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Il sostegno ai lavoratori e alle imprese del porto che ancora risentono pesantemente gli effetti del Covid è un tema per il quale non è possibile fare marcia indietro, conclude un piccato Pellicani. Vanno difesi tutti gli interventi previsti nel porto, soprattutto a Venezia, ma prima di tutto viene la difesa del lavoro e l'interesse dei lavoratori, per cui su questo tema non è possibile far marcia indietro.